Superati i 150.000 iscritti in regione e i 2 miliardi e 200 milioni di risorse gestite dal fondo. Parliamo di Solidarietà Veneto, che raccoglie i risparmi di lavoratori di oltre 18.000 aziende di industria e artigianato, ma non solo, per integrare la pensione alla fine della carriera lavorativa. Un'associazione senza scopo di lucro che mette a disposizione questo servizio, che in Veneto ha un tasso di partecipazione del 47%, superiore alla media nazionale. Nel 2023 7.500 nuove adesioni, un record, e un'età media di 35 anni con 4.000 minorenni a carico dei genitori e addirittura 600 bambini con meno di 11 anni, per i quali la famiglia pensa al loro futuro a lungo termine. Nel 2024 noi siamo convinti ancora dei risultati positivi. Ci sono comunque molte attenzioni rispetto all'evoluzione generale, la questione dei conflitti, la questione più appunto internazionali, però bisogna essere molto attenti e noi faremo in modo di continuare sempre con monitoraggio. Un andamento positivo in generale in tutte le province. Spiccano per dimensione Treviso e soprattutto Vicenza, che supera le 23.000 adesioni, oltre quota 10.000 anche Padova e Belluno, che è il rapporto più alto tra associati e residenti, con la massiccia adesione tra i lavoratori di Luxottica. Verona invece ha l'aumento maggiore di iscritti rispetto all'anno precedente. Chi è prossimo alla pensione chiede sicurezza, quindi la disponibilità magari di strumenti di investimento dotati di garanzia, di restituzione del capitale e quindi la capacità di conservare le fatiche di una vita in fondo, no? La fiducia che ci è stata data. Dall'altra parte gli aderenti più giovani ci chiedono capacità di assisterli nel lungo periodo. La preoccupazione è legata alla situazione geopolitica globale, alle guerre, alle tensioni, ma la capillare presenza sul territorio è una delle chiavi del successo, con l'alto numero di sportelli, ben 130, oltre a numerosi sportelli aziendali.